L'aggressione è avvenuta qui lungo il passaggio ciclopedonale che taglia in due via Zizze. Erano le 23 di sabato scorso, ma la notizia è uscita in queste ore, quando un 14enne in bici è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, che volevano derubarlo del mezzo. Lui ha tentato di reagire, la risposta è stata violentissima, calci, botte, un vero e proprio pestaggio. Rientrato a casa con il volto tumefatto, i genitori lo hanno prima portato in pronto soccorso, poi hanno sporto denuncia. Non la prima aggressione in questa zona dell'Arcella. Meno di un mese fa un 17enne era stato minacciato in pieno giorno, sempre qui, mentre andava a trovare un'amica, da 2 giovani che gli avevano puntato contro un coltello. A inizio anno, a pochi metri davanti alle scuole medie, il pestaggio di una 13enne da parte di un gruppo di coetanee. Non ci stanno i residenti, non ci stanno i membri della consulta di quartiere. Quanto accaduto sabato mi allarma molto come genitore. Credo che sia fondamentale dare pene certe e severe a coloro che delinquono. Io sono un genitore e se fossi un genitore come loro mi porrei tanti dubbi, tanti problemi, tante insicurezze, i sensi di colpa perché l'ho lasciato andare via da solo, perché è tardi, ma io mi fido del quartiere e il quartiere i miei figli lo devono vivere e non ci possiamo barricare in casa e quindi siamo qui anche per questo, per dire che questi fatti, seppur isolati, sono gravissimi e che non devono assolutamente mai più ripetersi. Tra le ipotesi allo studio, la creazione di un tavolo. Noi siamo organizzati in quattro tavoli di lavoro, tra cui il sociale, e quindi già il responsabile, il coordinatore del tavolo sociale ci ha già annunciato che farà probabilmente un tavolo. Alle forze dell'ordine chiediamo, fin da ieri, un presidio del territorio, specialmente nelle zone dove più volte abbiamo dato anche delle chiare indicazioni. Parliamo di Via da Ponte, Via Dupré, dove abbiamo dei cittadini che hanno raccolto un centinaio di firme perché c'è un problema. Parliamo di Via Zizze, perché anche qui in Via Zizze spesso succedono questi fatti. Ecco, quindi alle forze dell'ordine che fanno già un egregio lavoro chiediamo uno sforzo in più.